Buongiorno cari concittadini, siamo qua oggi con il nostro consueto appuntamento di aggiornamento per quanto riguarda l'emergenza coronavirus. Quest'oggi iniziamo con una buona notizia. Una delle persone positive è risultata guarita, ha fatto i 2 tamponi di riscontro e quindi siamo felici di questa buona notizia perché vediamo che man mano i casi stanno calando, quindi sempre meno contagi, in più le persone iniziano a guarire, quindi siamo sulla buona strada, forse anche complice il clima o complice anche tutta l'attività, forse insieme le due cose, meglio dire tutte le attività che abbiamo fatto in questi mesi per rallentare la corsa del virus, sta dando i suoi frutti. Frutti che però devono anche concretizzarsi con una riapertura, una ripartenza, forse meglio dire, delle nostre attività, una ripartenza anche di una vita normale per tutti noi cittadini. Quindi abbiamo accolto favorevolmente il messaggio che è arrivato ieri, quindi che dal 18 verrà delegata alla Regione la ripartenza nei vari territori, quindi anche la riapertura di tutte le attività che sono state chiuse e una ripresa di una vita normale che in questi mesi ci è stata negata per tutta una serie di ragioni, quindi per cause di forza maggiori, veramente per contrastare questo virus che stava mietendo vittime in maniera importante anche nella nostra nazione. Quindi siamo felici di aver avuto questa notizia, adesso aspettiamo gli atti formali per vedere come si concretizzerà da parte della Regione questa ripartenza, quali saranno le linee guida che arriveranno anche dal Ministero, in modo da ripartire in tutta sicurezza, ma anche ripartire a step, non lo so, però almeno dare un segnale concreto ed importante. Questa mattina con la signora Calderoni siamo andati in prefettura a consegnare al signor prefetto le richieste che sono state sottoscritte da più di 90 attività sabato durante l'iniziativa a sostegno delle attività produttive. Il prefetto ha accolto favorevolmente le richieste che sono state fatte e già in questi giorni le girerà ai ministeri, perché ovviamente dovranno essere parte di un pacchetto messo in campo non solo dal Comune e dalla Regione, ma ovviamente anche dal Governo, perché altrimenti gli enti locali da soli non riescono a superare questa emergenza se non ci mettiamo tutti quanti insieme, quindi il Governo, la Regione, la Provincia e il Comune. Quindi siamo fiduciosi che il prossimo decreto che uscirà, il famoso decreto aprile, che ormai siamo in maggio e questo lo stiamo scontando tutti quanti, dia delle indicazioni chiare su tutte le operazioni che sarà possibile fare a sostegno non solo dell'economia, che è importantissimo rilanciare, ma anche a sostegno di tutte quelle famiglie che sono in difficoltà. Quindi ben venga il fondo per le emergenze, ma anche interventi puntuali come Comune per riuscire a rispondere a tutte le problematiche che ci saranno. Quindi vi ringrazio tutti quanti per l'attenzione, ci vediamo domani per il nostro consueto aggiornamento, sperando che ci siano ancora ulteriori buone notizie come ci sono state oggi. Grazie a tutti e buona giornata.